Un'altra giornata assurda di mercato, un'altra giornata piena, ricca di colpi di scena. Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Andremo naturalmente a Monaco di Baviera, dove c'è Tancredi Palmeri, notizie che riguardano Milan, Juventus, indirettamente l'Inter e soprattutto il Napoli. Subito il nostro sommario perché c'è l'Allegri bis, ritorna a Milano per guidare la rinascita dei rossoneri. Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Saluti a Conceição, è clamoroso anche a Napoli, alla fine ha vinto Aurelio De Laurentiis, resta Antonio Conte per un progetto vincente anche in Europa con un mercato milionario. Attenzione perché andiamo subito per gradi. Mimmo Cugini, io sinceramente mi fido di te e del tuo senso giornalistico, io non so, lo dico davvero, se iniziare con Conte che resta a Napoli, con Giuntoli che rischia e ad un passo, ce lo dirà Albanese da Torino, la Juventus, o con il Milan che si riprende Allegri. La prima pagina di Sport Italia, quindi della tua gazzetta, quale dovrebbe essere? Non sto scherzando, sono serio. Aiutami. Secondo me le notizie più grosse sono Allegri e Conte. Quella di Giuntoli è importante per gli addetti ai lavori, un po' meno per la gente, per i tifosi, perché comunque, come sai, c'è molta più attenzione su certe figure rispetto ad altre. Poi noi invece addetti ai lavori gli diamo il giusto peso perché sappiamo che i dirigenti contano e parecchio, però insomma Allegri e Conte sono due nomi molto importanti. Ok, e di questa situazione però Conte ci spiazza perché si era capito vinco e me ne vado. Fa bene vinco e resto? Beh, è una scelta evidentemente che arriva dopo una riflessione e soprattutto dopo delle garanzie da parte di Aurelio De Laurentiis, quindi è una crescita notevole del progetto Napoli, perché sappiamo quanto sia esigente Conte, sappiamo quanto sul mercato voglia giocatori importanti e quindi presumo che i nomi che sono peraltro già usciti di De Bruyne e di David siano addirittura d'arrivo, e questo significherebbe che il Napoli, che è già una squadra molto forte, si potenzia moltissimo, ovviamente anche in chiave Champions, perché quest'anno c'è questo appuntamento che ovviamente il Napoli vorrà onorare nel migliore dei modi. Quindi è una bella sfida e anche da un certo punto di vista un cambiamento di strategia di Conte, no? Che di solito vince e poi se ne va, lo ha fatto alla Juve, lo ha fatto all'Inter, e invece stavolta porta avanti il lavoro che ha iniziato. Avvocato De Laurentiis, poi De Giuseppe della redazione delle Iene. Oggettivamente però, avvocato, Conte, lei lo conosce bene per ovvie ragioni, però ha dato la sensazione di farsi trascinare, farsi convincere, perché era convinto di andare. Poi 2 o 3 giorni, la festa, la moglie, lo staff, De Laurentiis e torna sui suoi passi. Cioè, Conte è un Conte diverso, cambiato. Beh, sicuramente quando gli anni aumentano ovviamente se si è delle persone con dei sentimenti dentro, si è suscettibili alle emozioni, al trasporto affettivo. Credo che il popolo napoletano, che in questo è unico e particolare, ha un modo di esprimere l'affetto molto particolare, molto forte. Credo che il pubblico napoletano, la città, abbiano conquistato Antonio. Lui ha dato al pubblico il regalo più importante e il pubblico l'ha ricambiato con quell'affetto enorme che sa dare a chi gli dimostra impegno. E quindi credo che questo matrimonio che prosegue sia una bella notizia per il calcio, per Antonio e chi gli sta vicino, e per il pubblico, perché sicuramente se gli faranno una squadra attrezzata il prossimo anno sarà dura per tutti batterlo. Invece dicendo non c'entra che invece ammiro tantissimo il Napoli, il cambio che ha fatto nelle ultime 4-5 stagioni De Laurentiis come presidente, anche nell'approccio societario, organizzazione, cambiato tutto. Si vede che la visione è cambiata tanto, anche questa cosa di Conte lo dimostra. De Giuseppe Iene, De Laurentiis che ha sorpreso tutti con la conferma di Conte. Sì, sono d'accordo. Non ce l'aspettavamo, dai. Sì, ma De Laurentiis ha commesso degli errori dopo Spalletti e ha dimostrato di aver capito, si è affidato a Conte e sta facendo benissimo, sono d'accordissimo. Persone intelligenti possono sbagliare, ma poi
non sbagliano 2 volte, insomma, confermare Conte. Non dimentichiamo che il Napoli ha trovato calciatori fortissimi. McTominay secondo me è stato il miglior giocatore della Serie A, lo stesso Lukaku si è rimesso in bolla, ha ricominciato a fare i suoi gol. Ma tornerà l'assalto di Garnacho con un altro crack. Esattamente, poi parlavano di Lookman piuttosto che di Jonathan David, cioè stanno facendo un mercato importante. Conte ha fatto benissimo a rimanere, come dicevamo prima, secondo me De Laurentiis si sta muovendo molto bene e Conte ha trovato un habitat giusto per lui, è un sanguigno, a Napoli sono molto affettuosi e ci sono dei giocatori, Buongiorno, dimentichiamo, ha preso Buongiorno, McTominay, Lukaku, hanno fatto un gran bel lavoro a Napoli. Hanno una lista Per quanto importante. riguarda la Amici tifosi del Napoli, benvenuti su Notizie Napoli Calcio Ufficiale, il canale dove il cuore azzurro batte più forte che mai. Io sono il vostro fedele reporter dei tifosi, pronto come sempre a raccontarvi tutte le ultime bomboloni di mercato che riguardano il nostro amato Napoli. Oggi ragazzi, tenetevi forte, perché le notizie sono di quelle che fanno battere il cuore e tremare le vene ai polsi. Parliamo di un sogno che sta diventando realtà e di un altro colpo in arrivo per blindare la difesa. Andiamo con ordine. De Bruyne al Napoli. Ci siamo. Deadline fissata per le visite mediche. I dettagli. Eh sì, miei cari fratelli e sorelle azzurri, stavolta non si tratta di una semplice suggestione estiva o di una voce lanciata a caso sui social. Kevin De Bruyne, sì proprio lui, il centrocampista più visionario e talentuoso della Premier League, è sempre più vicino a indossare la maglia del Napoli. Dopo settimane di trattative serrate, incontri, telefonate e messaggi, la situazione ha preso una piega decisamente concreta. Il maestro belga, che ha fatto la storia con il Manchester City di Guardiola, è pronto a voltare pagina e scrivere un nuovo, incredibile capitolo della sua carriera, proprio al Maradona. La notizia bomba arriva dal sempre informatissimo Alfredo Pedullà, uno che di mercato se ne intende come. Secondo il giornalista di Sport Italia, il Napoli è già al lavoro per organizzare le visite mediche del fuoriclasse belga e ha fissato una deadline precisa, entro lunedì 2 giugno. Perché questa data? È molto semplice. De Bruyne dovrà raggiungere il ritiro della nazionale belga in vista degli impegni internazionali e quindi il club partenopeo vuole chiudere tutto prima di quella scadenza. Un'operazione chirurgica, un colpo a effetto che sta per mandare in estasi tutta la tifoseria. I contatti tra il Napoli e il calciatore procedono a ritmi altissimi, i dettagli economici sono stati praticamente definiti e ora manca solo l'ultimo step, le visite mediche e l'annuncio ufficiale. Secondo quanto filtra dall'ambiente vicino a Castelvolturno, De Bruyne avrebbe già dato il suo gradimento totale al trasferimento, affascinato dal progetto e, soprattutto, dalla figura di Antonio Conte. Conte, lo sappiamo, è un allenatore che pretende tanto, ma sa anche come convincere i grandi campioni. De Bruyne sarebbe il cuore pulsante della nuova mediana partenopea, un faro tecnico e tattico in grado di cambiare volto a qualsiasi partita. La piazza, intanto, sogna ad occhi aperti, o sogno sta diventando realtà. C'è da dire che, dal punto di vista strategico, questo colpo rappresenterebbe una vera dichiarazione di intenti da parte di Aurelio De Laurentiis. Non si vuole solo difendere lo scudetto, ma costruire una squadra capace di dire la sua anche in Champions League. E quale modo migliore di farlo se non con uno dei centrocampisti più forti al mondo? I prossimi giorni saranno decisivi. I medici del Napoli sono già pronti, la logistica è in via di definizione e tutto fa pensare che lunedì 2 giugno possa essere una giornata storica. Kevin De Bruyne in azzurro, un sogno che diventa realtà sotto il Vesuvio. Mentre i riflettori sono puntati sull'operazione De Bruyne, c'è chi dietro le quinte lavora silenziosamente per completare il puzzle difensivo del Napoli del futuro. Eh sì, perché come ci ricorda sempre il nostro Antonio Conte, le grandi squadre si costruiscono dalla difesa. E allora ecco che Giovanni Manna, insieme a De Laurentiis, è al lavoro per portare a Napoli un nuovo nome per rinforzare il reparto arretrato. Il profilo è stato segnalato da Alfredo Pedullà, sempre informatissimo, e risponde al nome di Becir Omeragic, classe 2002, difensore svizzero con origini bosniache, attualmente in forza al Montpellier, in Ligue 1. Un talento in crescita, forte fisicamente, dotato di una buona tecnica e soprattutto capace di giocare sia come centrale puro che da terzino in una difesa a 4 o a 3, esattamente quello che serve al modulo fluido e intenso di Conte. Omeragic è da tempo nel radar degli osservatori azzurri e ora il Napoli sembra pronto ad affondare il colpo.
Secondo le fonti vicine alla trattativa, l'idea è quella di affiancarlo a Buongiorno, il difensore granata che resta l'obiettivo principale per dare solidità al pacchetto arretrato. La coppia Buongiorno-Meragic rappresenterebbe un mix perfetto di esperienza e freschezza, grinta ed duttilità. Ma non finisce qui. Pedulla ha rivelato che il Napoli è attivo anche sugli esterni offensivi. Si seguono profili come Mattia Zaccagni della Lazio e Ademola Lookman dell'Atalanta, senza dimenticare alcuni talenti stranieri, su cui vige ancora il massimo riservo. Si punta a creare una squadra dinamica, veloce e imprevedibile, in grado di ruotare con efficacia tra campionato, Champions e Coppa Italia. Tutto questo lavoro serve a una sola cosa: convincere definitivamente Antonio Conte a restare in panchina anche per la prossima stagione. Il tecnico pugliese, che inizialmente sembrava orientato verso la Juventus, è sempre più coinvolto nel progetto Napoli. Le trattative di mercato sono la prova concreta della volontà del club di costruire una rosa competitiva per vincere ancora. Amici miei, siamo davanti a un'estate che può segnare la storia del Napoli. Kevin De Bruyne è ad un passo e già solo a scriverlo mi tremano le dita sulla tastiera. Un top player internazionale che sceglie Napoli è un segnale fortissimo per tutto il calcio italiano, ma il mercato non finisce qui. Omeragic potrebbe essere il prossimo tassello di una difesa da battaglia, mentre in attacco si cerca fantasia e concretezza. La palla ora passa a De Laurentiis, Manna e Conte. Loro ci credono e noi con loro. La città è pronta, i tifosi lo sono da sempre. Ora non resta che aspettare, ma con il cuore gonfio di orgoglio e passione. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un commento. Che ne pensate di De Bruyne al Napoli? Vi piace Omeragic? Chi vorreste in attacco tra Lookman e Zaccagni? Forza Napoli sempre e a presto con nuove bombe di mercato.